grazie alle nostre maschere direttamente dal Carnevale di Venezia con dei costumi autentici, mi spiegava ieri sera il nostro Doge da Milano, dico bene, solo per noi io Ficarolo, grazie davvero per questi meravigliosi costumi, vorrei che ci dicesse qualche cosa della vostra compagnia. Mi spiegava ieri sera il nostro Doge da Milano, dico bene, solo per noi io Ficarolo, grazie davvero per questi meravigliosi costumi, vorrei che ci dicesse qualche cosa della vostra compagnia. Oggi è il quadro del Dolphin che si trova alla scuola di San Rocco, è praticamente il doge che prende l'anello della famosa leggenda della tempesta di Venezia dal pescatore. Noi siamo una compagnia, più che fare una compagnia siamo una famiglia. Amiamo portare avanti la storia, specialmente quella veneziana, Veneto, e ci dilettiamo a portare in giro proprio bei costumi. Sono tutti comunque costumi fatti da ritratti, sono tutti autentici, tessuti, così. Passo anche la mia doganessa. Buonasera a tutti e buon carnevale e buon divertimento. Presidente. Buonasera, sono il presidente dell'associazione. Noi siamo un'associazione di rievocazione storica, oltre a portare avanti il periodo del 700 facciamo anche il 400 e il 500. Tutti gli abiti, come diceva prima il Doge, sono ripresi da dipinti, anche i piccoli manufatti, dalle spade, alle scarpe, la borsetta, qualsiasi cosa, sono tutti ripresi da dipinti. Quindi cerchiamo di raccontare delle piazze d'Italia la storia di Venezia, della Serenissima Repubblica di Venezia. Sì, se vuole parlare, prego. E concludiamo, speriamo che sia di vostro gradimento. Siete bellissimi comunque, grazie. Grazie a Volevo voi sapere un attimo che cosa rappresenta questo costume. Quello è il più pericoloso. Allora, il nostro costume è del 1500. Io sono il conte di campo dell'Imperare, il cavaliere d'Abruzzo, amico dell'Interissimo, servitore bellissimo della signora Felice, mia moglie, ma soprattutto del grande Praticamente la guardia privata. Quindi grazie davvero per queste meraviglie. Collocatevi dove volete, grazie ancora, faremo una carrellata Grazie a di voi, musica grazie a tutti, buon veneziana. carnevale. Grazie. Iniziamo con le nostre baby, con i nostri bimbi Baby, che si 0,5 presentano anni. che sono esattamente 0,5 anni. Abbiamo Chloe. Presentati pure la nostra giuria. Allora, E facci sei vedere. Guarda, Facci vedere da lì. guarda la nostra bellissima giuria. Chloe, sei vestita da Da Peach. Peach. Complimenti. Grazie. Allora, Vuoi fare una sfilata? vuoi venire con me? Ci facciamo un giro nella piazza così nel frattempo. Tu fai il giro per la Sì, piazza. vieni con me, Dai, vieni con me. questa organizzazione mi Oh, lo facciamo un applauso? Eccola! Nel frattempo si presenta Isabella Affida. Cogli Malacca, piratessa. Ma sei bellissima! Bellissima! La Giulia? facciamo vedere la nostra Giulia. Ecco qua, passiamo dalla E Giulia. dopo Malacca, principessa, piratessa. Saluta. Complimenti. Abbiamo Amira. Amira, e chi è Amira di voi due? Oh, vengono sempre in coppia. Ah. Allora, intanto già licenziata qua la segretaria e il Amira, consigliere. vieni con me. Allora, Che bella. Amira, Quindi è lei che concorda, Amira, giusto? Giusto. Giulia? Fai un salutino. Amira. E poi chi abbiamo? E qui abbiamo
Malak. Ok. Abbiamo Amira e Malak. Andiamo. Bravissime. Che hai mangiato? Il zucchero filato? Eva Frozen. Dov'è mamma? Complimenti. Giuria. Fai la magia, ghiacciali tutti. Ma questa giuria, tutte queste donne, quindi ringraziamole Andiamo. per abbronzarsi. Ok. Alexander Spider-Man, di corsa Spider-Man. Spider-Man, lancia la ragnatela. Meraviglioso. Wow. Sano e salvo Vai. fino dalla giuria. Lancia la ragnatela, vai. Lancia la ragnatela. Così. Aspetta, ti insegno io. Bravissimo. Ok. Ricordiamo che al La termine mia manina. Ok, perfetto. sfiliamo. Riccardo, Capitan America, dove sei Capitan America? Fantastico. Siete troppo belli. Dai, saluta la giuria. Complimenti. E dopo Capitan America, Bellissimo. Matilde vestita da Aurora. E lei, sì. Benvenuta Matilde vestita Ciao. da Aurora. Mamma che bella matita eyeliner. Ciao. Complimenti, bellissima, tutta rosa. Saluta, mando un bacio. Mando un bacio. Brava. Complimenti Matilde anche alla mamma. Vieni Elia, vieni. Elia, amore. Ma no, ma cioè, Via. bellissimo. Olè. Vai. Fantastico. Ma fai anche un vieni. Anna Gatto con gli stivali, dove sei? Mamma mia, ma quanto siamo belli! Ma accompagnata dal nonno che si è scritto nonno più fico di Ficarolo. Come mai? Bene, la scriviamo. Adesso la scriviamo al nonno più fico di Ficarolo. Wow. Lei si chiama? Cosimo, iscritto al nonno più fico che Ecco. nel frattempo Ma che bella. ci presenta la sua nipotina Anna. Fate un giro, vai. Complimenti. La. Bravissimo. Lui si è messo il ditino in bocca. Vuol dire che ha capito che sono buono. E quindi lui per tranquillità, è vero? Complimenti. Ciao! Insieme ad Alex Leopardo. Cioè, non è che torni da mamma e piangi di nuovo? Andiamo, applauso Alex! Bravissimo. Che Ciao bello. a tutti, sta salutando. Benissimo, ecco il Ci nostro siamo. Max il clown. Ciao a tutti! Ciao a tutti. Eccolo, tutto Eccolo bello qua. vestito, bello pesantino oggi. Non si sapeva se il sole usciva o no. Piccolino. Bellissimo. Applausone a Max! Siamo Abbiamo un all'ultimo? Pikachu. Oh, ma fantastico! Ciao! Come ti chiami? William! Allora sì, diciamo che la Presentiamoci. scrittura è un po' discutibile. Presentiamo. Comunque William. Saluta la giuria. Ciao! Vi presentiamo sei? ora Mamma, papà? Alice, vestita da Wonder Woman. No, ma È che la musica da bello! Wonder Woman. Ma sei stupenda, andiamo! Bellissima. Wonder Woman! Oh! Fai una mossa! Evviva. Con le mani così! Bravissimo! Ok, andiamo! Applauso a Wonder Woman! Wow! E dopo Mattia Spider-Man, che non abbiamo capito se è arrivato. Allora, passiamo ai ragazzi. Bene fatto! Passiamo ai ragazzi e abbiamo Aquaman, Mamma mia, che bello! soprattutto i capelli, perché la barba Bello. ok, ma il capello proprio no. Originali, veramente originali, bravissimi! Bellissimi. Bello! Grazie. Facciamo un grande applauso, dai, un applauso grande, A dai! Nicola e Marzia. Nicola e Marzio, bravi! Fate Gandalf, il bianco e la compagnia dell'anello. il bianco. Eh sì, bellissimo. Lo facciamo un grande applauso anche per lui. No, veramente. Complimenti perché Perfetto. Giuria, io Prego. oggi rimango basita.
Posso dire basita? No, dico ba. No, perché alcuni anni fa lui voleva fare Gandalf il nero e ce l'ha fatta. Poi sono passati anni e ha dovuto fare per forza Gandalf il bianco perché è arrivata la barba bianca e tutto. Complimenti davvero, non mi sarei mai aspettata queste presenze a Ficarolo. Grazie per aver scelto. Grazie, applauso, siete fantastici. Pinocchio, dove sei Pinocchio? Dove sei? Dove sei, Pinocchio? Mannaggia, se me lo dicevate mi trovassi voi. Complimenti davvero Bellissimo. a questa coppia perché io vi adoro, non sono di parte, non voglio essere di parte, giuria, io non faccio testo, però davvero Sono fantastici, venite. Venite dalla nostra Noi ci giuria. Che belli. Complimenti. Gatte la volpe di Pinocchio con Lodi. Di Pinocchio con loro. Senza Pinocchio perché ha detto troppe bugie e quindi da burattino si è trasformato in un albero lunghissimo. Grazie ancora. Applauso al gatto e alla volpe! Io il gatto e lui la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare. Bello, Cenerentola. Questa nostra Cenerentola che ha già perso la scarpa in corso d'opera. Sono ancora le 4:30, meno male perché a mezzanotte, come sappiamo. Sì, abbiamo tempo, tempo. No, perché a mezzanotte, cara Silvia, lei non è più Cenerentola. Guarda che meraviglia di costume. È Cenerella. Ammiriamo la nostra Bella. Marzia, complimenti. Applauso, prego. Applauso, bellissima. I nostri papà che si vestono insieme ai loro bambini. Davvero belli, complimenti. Guardi il Lauro, ecco. Ti ha beccato papà, eh. Non hai fatto i compiti, eh. Però i baffi li potevi mettere. Ok. Applauso, giuria fatto, applauso. Grazie. No, ce la fa, bellissimo. In incognito. Bellissima Possiamo accoppiata. dirlo? In incognito Vieni. il nostro consigliere regionale Laura Cestari con Bellissimo. però questo non deve assolutamente Bene. Applauso Gaia, siete bellissimi ad Orso e Orsetto. e che non si dica che il consigliere regionale Laura Cestari non è sul territorio. Grazie Laura di essere venuta. Grazie Un bacio. davvero. Questa è fantastica, ragazzi. Complimenti. Bellissimo. In questi momenti di difficoltà delle nostre api abbiamo anche la nostra parte ecologica del paese, quindi Bene. davvero- Applauso, facciamo un grande applauso. Aspetta che no, questo te lo devo rubare. Arrivederci. Allora, ecco i nostri nonni. Assolutamente adesso vedremo qua la nostra giuria. Faremo vedere i nostri nonni, li chiameremo uno alla volta. Lo sanno la gara che devono fare, dovete fare 100 metri, per quella che... No, una burla di Assolutamente. Allora,
Vogliamo dire che i nostri nonni abbiamo bisogno anche degli applausi del pubblico. Dai. Abbiamo bisogno del pubblico per i nostri nonni. Allora, forza il nostro pubblico. Cioè, abbiamo qua, sono tutti concentrati là per le pentolazza che non si Io li farei sfilare, che li dici? facciamo sfilare. Allora, abbiamo bisogno dei presenti per l'applauso dei nostri nonni. Allora, per Valerio. Monesi Valerio, io facciamo un applauso a questo nonno figo. Dai, qua, sulla passerella, abbiamo una passerella formata Bella da passerella, mattoncini nostro nonno perfetti. Eccolo, Ok, bellissimo Valerio che sfila. poi abbiamo Tiziano. Vieni Abbiamo Tiziano, facciamo Facciamo un applauso a Tiziano, dai. L'applauso. Dai, grande più Tiziano. forte. Tiziano assomiglia Tiziano. all'attore che faceva Fonzi, diciamo. Giusto? Te l'ho detto già? Bravo. È lui. Ecco Valerio che sta spogliando. Poi abbiamo il nostro Gianni Rizzi. Gianni Ricci, eccolo. Gianni Ricci. E lui invece è Fonzi, eccolo. È proprio Fonzi. Abbiamo questo applauso di Gianni Rizzi. Lui è proprio Fonzi, non ci più. Complimenti anche a Gianni. Gianni, se dai il tuo giubbino a Tiziano, è proprio lui. Allora, Gastone. Dai Gastone. Gastone. Con il suo nipotino. Vai Gastone, Applauso. sfilata. Applauso a Gastone, A vai. Gastone. Un applauso a Gastone. Stanno gareggiando per nonno figo, Per nonno Fico. Fico, scusa. Concentrati dalla pentolazza. Giusto. E abbiamo l'ultimo. Abbiamo Enzo Marca. No, Enzo se n'è andato. Lino. Lino, il nostro Lino. Non c'è? Cosimo. Cosimo. Ok, Cosimo. Perfetto, grazie. Quindi Enzo e Lino Cosimo. non ci sono. Grazie al nostro Cosimo. Applauso a Cosimo. Complimenti al nostro nonno Cosimo. Perfetto, grazie. Grazie a Cosimo. Benissimo. Adesso la nostra, vi mettete qua vicino alla nostra giuria. Vi mettete qua che poi la nostra giuria voterà. Bravissimo Batman. Bravo Batman, terzo premio. Qua adesso ci stiamo giocando primo e secondo. Quindi Vince. Secondo premio. io farei il primo. Allora, vince il primo premio. Pirro Aurora. E il secondo premio alla nostra Cleopatra. Premio Deborah, premiata Emma, grazie, una foto anche con Elia. Elia è andato. Passiamo alla categoria adulti. Allora, vorrei qua davanti il gatto e la volpe, Gatto e la volpe. Maximen e Aquaman con Merida. Tutti insieme siete proprio belli però, Oh, sì. È stata dura, È stata dura e combattuta. Allora, terzo premio nella categoria adulti va Aquaman e Merida. Un applauso. Bravi! Bravissimi. Qua stiamo premiando anche. Attenzione. Attenzione. Allora, primo premio, categoria adulti, va a Maximen. Centro su M90, se il fuoco comincia la danza, il frecce con dietro è taccata ma targa, dammi una speciale, estate che avanza. Premetto che io mi sono astenuta dal voto, ma tanto gruppi.
pagine Bravissimi ragazzi. vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io indosso tutta alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le pelline colorate per le bimbe festinate con i traumi. Posso dare piano. Non lo so, comunque va bene. Primo posto va Supereroi UT! Viva! Secondo posto Crudeglia De Marna! Crudeglia De Marna, secondo posto! Premiazione del secondo! Premiazione, avanti! Premiazione! Facciamo una foto tutti insieme! Facciamo una foto! Un applauso, vai tutta la piazza! Wow! Grandi! Applausone! Gran finale, attenzione, gran finale. Ai nostri sbandieratori arcoatesi, gran finale, pronti?
tantissimo per questi bellissimi e bravissimi sbandieratori.